E lasciamo la pagina giudiziaria, un elettrodotto in fase di realizzazione, altri già da tempo facenti parte del panorama del comune di Ponte San Nicolò. Ora però una normativa regionale rischia di sconvolgere i piani regolatori, cambiate le distanze, le misure tra abitazioni o insediamenti produttivi e tra l'ICI e Enel. Il tutto per preservare la salute pubblica dai campi magnetici, ma con il rischio di essere sfrattati per i tralicci fuori norma. Gabriella Basso. Il comune di Ponte San Nicolò vuole chiarezza, o meglio un dietrofront della regione Veneto. Alla base una legge regionale di recente approvazione, 30 giugno 92, e in vigore da oggi, sulla prevenzione dei danni alla salute derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti. Nata per bloccare probabilmente la realizzazione dell'elettrodotto da Treviso a Linz, in realtà assume una veste generale, una legge che non si capisce se dispone solo per il futuro o anche per il presente. Per questo l'amministrazione di Ponte San Nicolò, autodefinendosi il comune elettrico, ne ha chiesto l'interpretazione autentica. Beh, innanzitutto abbiamo una serie di edificazioni che adesso risultano illegittime. Secondo luogo, noi abbiamo un tracciato di una linea che è questa che stiamo vedendo, 380 kV, che interferisce in maniera pesantissima con una zona artigianale già approvata, per la quale gli artigiani, le persone che hanno investito, devono avere la possibilità di poter lavorare. Ecco, già era stato fatto uno sforzo per riportarci all'interno della legge dell'anno scorso a livello nazionale, uno sforzo economico notevolissimo. Questa nuova legge regionale comporta praticamente il fatto di dover svuotare questi edifici. Particolarmente controverso è l'articolo 6 che recita: nessun fabbricato può essere adibito ad abitazioni o ad altre attività che comporti tempi di permanenza prolungati di persone. I limiti poi sono stabiliti nell'articolo 4, 150 metri di distanza da elettrodotti di 380 kV e di 87 metri per quelli di 132. Insomma, bisognerebbe rivedere l'intera zona artigianale, per non parlare dell'elettrodotto in costruzione da Camina a Battaglia Terme, che attraversa i centri abitati di molti comuni, per non parlare invece degli elettrodotti già esistenti. Nuovi limiti regionali, mentre il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri fissa distanze diverse e misure più basse. Anche come componente dell'esecutivo dell'ANCI mi farò subito carico di sensibilizzare il Presidente affinché promuova un'azione decisa, convocando tutti i comuni, quindi i sindaci, a una riunione e si mette in essere appunto un'azione decisa nei confronti della Regione.